Drastico epilogo alla vicenda della fabbrica di laterizi Akragas di Contrada Pianogatta. Dopo la richiesta fatta dal sindaco Miccichè ai carabinieri forestali, all'ARPA e al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di relazionare sul sopralluogo congiunto effettuato lo scorso 15 febbraio, nello stabilimento il dirigente dell'unità attività produttive del territorio, dottoressa Patrizia Scimecca, e dell'UOC attività produttive centro Daniele Parlacino dell'ARPA hanno risposto oggi comunicando che il 19 febbraio scorso la ditta Laterizi Akragas Produzione SRL Industrie Laterizi ha comunicato che a seguito del decreto di ispezione del 15 febbraio scorso alle contestazioni in esso contenute si è disposta la chiusura di tutti i cicli produttivi da cui derivano le emissioni convogliate e diffuse in atmosfera per un periodo di circa 18 mesi a partire dal 1 marzo 2021 prossimo. Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto, ha affermato il sindaco Miccichè. Subito dopo il mio insediamento mi sono accorto delle emissioni di questo stabilimento nella mia duplice veste di medico, responsabile della salute pubblica e di sindaco. Non potevo lasciare la situazione com'era, dice Miccichè. Mi sono quindi recato presso l'ARPA di Agrigento a chiedere la documentazione relativa allo smaltimento dei fumi dello stabilimento di Laterizi di Contrada Pianogatta e ho contestualmente avviato un processo atto a verificare la situazione. Ora apprendo che questo impegno ha portato i risultati sperati. La popolazione e l'ambiente di Agrigento sono stati salvaguardati. Spero ora, conclude il sindaco, che la ditta possa così adeguare i propri impianti alle attuali normative sull'inquinamento da fumo e possa continuare il suo ciclo produttivo senza nuocere a nessuno. In merito a tale chiusura interviene anche l'onorevole Michele Sodano di 5 Stelle che si è attivato con una forma di protesta a eseguire i controlli. Per l'onorevole Sodano abbiamo dimostrato quanto sia importante vigilare costantemente sulle questioni ambientali che hanno riguardato la nostra terra. Voglio ringraziare la collettività che ha dato grande eco alle iniziative intraprese, alle forze dell'ordine, la procura, l'ARPA, il sindaco di Agrigento per il necessario lavoro svolto a tutela del nostro ecosistema e della salute pubblica. Sodano continua affermando come rimane una questione di centrale importanza che non intendo lasciare in sospeso. La giunta Musumeci deve riattivare immediatamente il laboratorio ARPA di Agrigento, smantellato da parte dell'assessorato all'ambiente a partire dal 15 gennaio di quest'anno. Per Sodano queste scelte non si riescono a comprendere. È stato cancellato un presidio fondamentale di controllo ambientale, la cui assenza impedisce fondamentali garanzie di sicurezza in tutta la provincia. Sodano conclude dicendo: la battaglia di civiltà su Pianogatta deve ispirarci a essere la prima di un nuovo modello di raggiungimento di conquiste per la nostra isola.